Buon pomeriggio a tutti da Urca Network, dal campo sportivo di Canaro. Oggi siamo qui per giocarci una partita importante e sarà dura anche oggi. Auguro intanto una buona festa delle donne a tutte le donne che ci sono in ascolto. Appunto dicevamo, andiamo a vedere un po' le partite della giornata di oggi del campionato di Under 19 regionale. Abbiamo Albignasico contro Arianese, il Bevilacqua contro l'Union River, Casalserugo contro Legnaro, il Cavarzere contro Bovolone, Portoviro contro Abano, Monselice contro Duomo e Lendinara contro il Bagnoli. La classifica vede sempre al primo posto l'Albignasico Calcio, a seguire il Lendinara, il Legnaro, il Monselice. Abbiamo tante squadre nel giro di qualche punto, quindi abbiamo Abano, Vittoriosa, Bagnoli, Portoviro, Union River, Rovigo e Bevilacqua e anche Maserà. Siamo tutti lì, è una classifica imprevedibile e vediamo poi i risultati di oggi come andranno a modificare la classifica del campionato. Viaggio beato in mezzo alle donne, beato fra le donne. Aspetta. Passo davanti per ricordarti. Papà, se vedi? Ma se vedi, qua. Donne, viaggio e maschio. In mezzo. Sa viaggio perché c'era sempre con te. Non lo so perché. Ecco, neanche io lo so perché. Io saluto in particolare il mio ragazzo, il Champ, che è in trasferta a New York per la sua fortuna e gli auguro una buonissima giornata. 10 minuti trovano lo stadio. Eravamo arrivati a Canaro ai 40. Perché sì, abbiamo chiesto Oggi mi mancherà molto il buon compagno di cronaca Savioli, che però sono felice sia in campo. Speriamo che i ragazzi siano carichi. Assistenza. Sì. Io gioco domani io. Ma vado a Rovigo? No, sto di casa. Padova. Ah, ok. Sarà tosto. Dopo sono a Mantova, Trento e dopo. Tutte. Ma sono con Cristiano. Sei buono. Eccoli qua. Ragazzi, Stai zitto e non brontolare. Bravo. bravo Viaggio, non brontolare. Che se no se parlo puttana. I ragazzi li vedo pronti per entrare in campo, tutte e due le formazioni. Chiedo sempre conferma da chi ci guarda da casa per riscontri se ci dovessero essere problemi tecnici, perché purtroppo qui la connessione non è delle migliori. Cristiano! Ancora? Cristiano? Ciao Cristiano. Cristiano? Visto il presidente? Sì, ciao. Noi non contiamo non esiste niente. più nessuno. C'è il cane. Scusi, lei chi è? Scusi, cosa ci fa qua? Scusi, lei è fuori posto, no? Te lo dico. Ecco. Mister Piccolo vuole un microfono? No. In campo. È stato bravissimo. Vuoi che andiamo da Savio? No, meglio che stia in campo. Proviamo a mettere il microfono. Esatto. Meglio di no, forse. È un rischio. Vai!
14:59. Pensavo facessero un minuto di silenzio per il buon Pizzul. Dopo lo fanno. Ma il benvenuto finale, anche di silenzio. Lo fanno. Dici? Sì. Ma cominci poi con la pittura. No. Cristiano. Ho detto che si fanno giocare le ultime partite. Cristiano. Hai visto l'Inter? Cos'hanno di centro, vittoria 2-1? Attenzione, E parlava? attenzione che sempre sbaglia, non succede che la Juve batte l'Atalanta, se batte l'Atalanta domenica, Ciao, dopo c'è l'Inter che c'è Roma, Bologna e Atalanta. Dai ragazzi, la partita sta per iniziare. Vinto! Tempo, Marco! Aspetta. Enrico, Ma che bello che è. Marco! Tu papà, Marco! No, non capisci. Marco! Tuo padre! Marco! Vieni su! Dai, veloce! Prima palla Vittoriosa che recupera palla al centrocampo, ma Rovigo la prende. Rimessa laterale per il Rovigo. Dai, piccolo, Mattia. Rimessa affidata a Piras. Che la passa a Zago, che è rientrato finalmente al 100% in campo, fuori. È partito un parastinchi da Simone, chiusura per Rossi, bravo Simone, ma bellettato. Questa contrasto. Bravo! Bene. Dai ragazzi! Ne ha presi tutti e due. Sì, lui. Mettiamolo. Tutto in posto. Cavoli. Problemi di connessione, ma lo sapevamo. Purtroppo non ci possiamo fare nulla. Qua in mezzo. Anche la mia mamma a casa non c'è niente. Sì, ci scusiamo per... già detto. Eh sì, purtroppo ci scusiamo per i problemi tecnici, ma non dipendono da noi. Punizione per la Vittoriosa. Colpi. Angelo. Marco. Ehi. Ciao, come stai? Anche. Ehi, bellissimo. Anche tua mano. Allora, Caro, Mattia. abbiamo Rossi Cosa con mano? Scaranello Contro. in difesa centrale. Con Poi in casa. abbiamo Di loro. Piras Astienta, bello, astienta. come terzino. Poi abbiamo Magnarello che adesso si sta avvicinando Vai. verso la porta.
Faccio un po' il tempo Sì, ed è angolo. Primo angolo per il Rovigo. finalmente, dai. Le nostre torri si portano in area. No, peccato. Nessuno del Rovigo riesce a concludere a prendere la palla, ma Magnarello prontamente la recupera, ma niente di fatto. Da? Palla per la vittoriosa. La vittoriosa. Più piccini. Aiuto Mattia. Sì, c'è un... Ti viene alla grande. Bravo, Nico, dai. Cambia! Dopo. Dopo sì. Con me. Dalla gente. Anche noi, fidati che siamo qua che piangiamo. No, siamo contenti per lui. Perché... 30, anche di più, perché sono partiti in una ventina da Venezia, però poi a Roma trovavano tutto l'altro gruppo. No, c'è anche... sì, lasciamo perdere. Pietro, chiamala! Occhio ragazzi. No! Occhio, occhio, dai. Ma grandi rimpalli, Proprio? ping pong oggi. Ping pong proprio. Dai Luca. Bravo. Luca. Dai Pietro. Dai. Porca. Dai, Bravo. va bene, bravi. Grandi. E cosa va? Sì, è il fratellino. Divertiamo. No. Rientra. Bravo Pietro, bravi ragazzi, ecco Mattia. Siete in due lì! Guarda di qua! Bravo Magna. Bene ragazzi, dai. Sì, si chiama Magnarello, l'11.
E c'è anche mio fratello, Angelo. Invece noi abbiamo, pensa, l'11 che si chiama Magnarello e il 10 che si chiama Meneghello. Quasi uguali, sì. Ma quella è il vostro, l'altro no. Quale è il nostro? La nostra squadra? È Rovigo, dove gioca tuo fratello. Se il portiere è questo, se la scuola il tuo tira in là. È bianca, è bianco. Dai, dai. Proprio lo stesso. Il tuo portiere sta solo che è indietro. Tutto. Ha detto Bravo. Dai ancora così, dai. È tua. Dai, Angelo! Vai. Bravo Pietro, peccato. Bravo. Mattia, così, 10. A te 10. Bravo! Giusta. Giusta. Dai, in area sta dove, dai. Dai, come stai nella sta buttando a Gesù? Qui, bravi ragazzi. Uff. bravo portiere. Questi, mamma mia, ma perché? Mamma mia, per fortuna che ha sbagliato. Aiuto, che rischio. Mamma ragazzi, dai, Bravo. un po' di tirar sulla testa, usare il cervello senza paura. Andiamo. Fallo della vittoriosa su nostro Mattia. A mangiarsi la fritturina, non so. La partita di auto, e allora che lui non c'è. Sì, ma c'è sempre stato. Vai. Si dice fare la coppa. Che miseria che traversa. Mamma mia, quasi quasi. Anche se ti diceva, È angolo. Altro angolo, Biagio. Dai. Bella magna. Sì, che bello! No! Peccato. Ottima occasione per il Rovigo con Rossi. Su angolo di Magnarello. Sì. Questa era bella. Andrea sale Pepe. No, perché
Sei troppo giovane. Sei troppo vecchio. Ecco Savio. Bella palla. No, bravo. Savio. Ah, non così, occhio ragazzi. Bravo! Bravo Luca, ottimo anticipo. Vai Mattia! Porca! Tirate, madonna! Dai! Che mano proprio! Fuori. Cosa è successo? Mi dice vai via da lì. Beh, insomma, ma chi sei? Se segue la partita non puoi mica guardare il portiere che ha fatto male. Calcio d'acqua o rimesso? È venuto Mina? No, è Matteo. Ma... Buono! Che belli! Mini tacos. Va bene. Rimessa, vai Piras. Bravo Mattia. Dai, bravo Matti. Peccato. Matteo! No, pallina, pallina! Bravo! Bello questo. Bravo! Ancora! Vittorioso recupera la palla Va. ancora. Gioca. Bello. No! Angelo sbaglia. Ah, peccato, dai. Tra 10 minuti. Questa roba, mi trema. Ah, è Pulichetti. Eri tu che facevi tremare. No, non devi! Il palo, bravo! Rimessa. Rimessa laterale. Tagliati! No, è uscito dal lato. Bravo! Bravo! Il portiere si chiama Jonathan. Non è tanto. Tutto non è così. E quello che gioca con Abi. Pensa. È un ottimo posto per la festa delle donne, oggi ci stava un posto romantico. Una bella fritturina di mare. Eravamo dal consiglio. Oggi c'è nessuno cosa, perché oggi non c'ho la mattina. Spaghetto. No,
Dai Pietro, dai ragazzi. Bianca. No, Dopo Bianca. circa da 20 minuti all'inizio delle partite, 1-0 per il Casal Serugo su Legnaro e il Porto Viro vince 1-0 per ora sul Labano. Vai. Niente, questa figura per bravi. Bravi con la palla. Molto bene. Sì, da qualche parte qua. No. Che stava? Sarà dura, sarà dura. Beh, pelle. Punizione. Sì, punizione. Procediamo alle 6 così loro non devono neanche fare perfetto. Beh, pelle. Punita. Niente di fatto. Stanno crescendo. Perché? C'è denti gialli. Tu? No. Perché? E tu di no. Io non li vedo gialli da qui. Te li lavi tutti i giorni? Sì. Mattina e sera? Sì. E allora dai, bravo. Così si fa, se vuoi i denti bianchi. No! Attenzione, oh, Bravo, per bravo, fortuna. È stata un'ottima occasione per la vittoriosa, Bravo! ma spazzata via da Savioli. Non c'è nessuno. Uff. Fallo su pelle. Ma la gente allora lì. Non ho capito. Un scontro, un contrasto, ma è un contrasto di gioco. Vado a giocare la partita. Ciao, buona partita. Ciao, in bocca al lupo, eh. Mattia! 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 Ciao, è concentrato, ciao, Biagio. È già concentrato sulla partita, Mattia. Sono stenta, sono stenta. Basta! Ah, ma qui. Ecco, anche un po' calmo. Vero? Vedete. No, è il come. Il Torino, un sacco. No. Bravo, Veneziano, scusati. Pietro! Bravo. Bene, vai, vai.
Apri dietro! Apri! Bravo Simone. Cosa ha chiamato? Rigore? Rigore. Per mano? Per mano? Boh. Rigore. Vai. Ha visto così l'arbitro, non possiamo farci niente. Sì, è vero, così. Non è effetto. L'arbitro ha deciso che è rigore su Mi piace, tutti i rigori qua. un intervento dubbio secondo noi, ma questa è la decisione. Parole come tanto. Dai! Oh, questa! Mamma mia ragazzi, Sì! Ciao Dani! bravissimo il nostro portiere, l'attaccante ha tirato proprio Alla centrale, cesta. il portiere è stato attento, davvero È bravo. grande! Bravo Simone. È una partita davvero molto molto dura. Bravo, sono tanto. Sì, mi piace tutte le para. È grande. No, lì ragazzi. Sulla tappa. Sì, dai. Non ho parole. Bravo Mattia. Dai Mattia. Che la squadra si porti in avanti. Bravo Mattia. La maglia. Oh, la maglia. La maglia c'è. Perché? Bravo Pelle. Bravo Angelo. Dai Pietro. Ma va là, è andato sulla palla, secco. Bravo! Bravo arbitro, bravo! Dai Simone, no. Bravo Angelo, bravo! Dai! Intanto che più? Mamma mia. Dai, Rigo! Aspettiamoci lì. Angolo. Angolo. Prendete l'8! Ma marcate cazzo! L'8! L'otto lì. Ce n'è uno da marcare, che è È plettato. Plettato. Sì. Il 17. Tom maledetto. Bravo! Vai! Ancora! Bravo! Dai ragazzi. Ecco, no! Fuori gioco. Fuori gioco. Vai sull'altra faccia.
Bravo. L'Union River bevi l'acqua inizierà adesso. Hanno Per posticipato di mezz'ora. Sì. Anche bello. Ciao, magari. Fallo nostro, dai, che bello. Teodo, è in grande. Anche... Diciamo che le punizioni buttate via così, cioè, è un peccato. Bisognerebbe sfruttarle un pochino meglio. Bravo. Tutto potere. Il potere finale, tutti i costi. Ma perché buttiamo via sempre la palla così a caso? Eccolo qua, eccolo qua. Simone oggi avrà vita durissima. Ho una. 17. Ma Simone, dai. Se sei con la squadra un pochettino. Sì, fallo del numero 8. Ma scusa, ma l'ha toccata al nostro? E l'ha tirata al nostro lo si va? Sì, ma ragazzi, oh, ma Angelo, Bravo, dai! c'era un'autostrada per il 10. Dai che era fuori. Dai, su! Dai, ora. Tutti di uno. Bravo! Sì, bravo, sì! Dai, buona testa! Dai! No! Mamma mia, ragazzi. Tutte ste palle alte buttate. Bravo! Ma niente, tutto un rimpallo oggi. Guardi, tutti non mi sono ecco che non mi hai fatto! Dai! Bravo, ancora! No, mamma mia. Dai Pietro! Niente, è tutto un rimpallo. Ecco, cos'è? Ma non ho fatto niente? Sono arrivati pure più esperti di me che hanno deciso che mi sono bene la solito a Ferrara non si fa così. Infatti lui sì, certo, Bravo Michele che discute con l'arbitro per Che cosa ho detto? un intervento non fischiato su Scaranello. Ma è giusto chiarirsi, parlarsi, sempre nel rispetto. Rimessa per il Rovigo. Non usciamo, neanche. Non riusciamo a costruire un'azione. No. Niente. Guarda la freccia. Forza. O Italo forse.
Dai Rodrigo, dai. Dai. Dai Rodrigo, dai Rodrigo. Dai, è contento, dai. E ammoniscilo! Uno, 0-0, 1. Niente di particolare sugli altri campi. Ottimo. Sempre il Maserati vince sul Legnaro, il Portoviro vince sull'Abano e l'Endinara vince E sul così siamo la Bagnoli. vinciamo qua. Vabbè. Anche gli arbitri possono venire a vedere la partita in Italia. Altro sport. Sempre di quella razza sei. Madonna santa ragazzi, però A cioè, ping pong. un cavolo di passaggio. Riusciamo a portarlo a casa? Cioè, neanche questa. Dai. Siamo in equilibrio, cioè. No. Vai Savio. Dai Luca. Mamma mia che partita Luca, bravo. Il sacrifice. No, non farò tirare. Bravo Luca. Non farò tirare. Bravo Luca. Bravo Savio, no! Non così, troppi rimpalli. E niente. 1-1 a Semenacca al bianco. 1-1. Buono. Dai raga. Ma no! Ma no! Una bianca, cioè. Una bianca. Arbitro dal fonico! Giocate l'otto! No, Prendi l'otto! Ci sono qua il 22 e l'8 ragazzi. taglio. Bravo! Bravo tanto. Bravissimo. Tutte le pane. Bravo portiere! Pietro! Sì, Pietro! Dai! Vai Pietro! Dai! Grossa! Tira Savio. No! Altra occasione persa. Biagio, si vede che c'è il campo che ha delle buche, da qua non si capisce. È incendiato. La mano allora, scusa, è a tuo rigore. Cioè, era mano sì. Vabbè. Vabbè. Bella. No. Che buttiamo via il pallone perché. No, c'è ancora i scuri chiusi.
Ci vuole uno da aiutare, perché deve aiutare poi in casa. Beh, grazie, Biagio. Ecco lì, Gucciarone. Digamelo io. Piuttosto. Ragazzi, troppi spazi lasciamo, troppi spazi. Bravo Angelo. Bravo Mene, dai. Bravo Mene. Madonna santa. Niente, non riusciamo. Mamma mia, ma che sfortuna. Bravo! Non posso credere. No. Non diciamo niente, Biagio. Altro angolo per la vittoriosa. Infinita. Dai. Mamma mia! Che fortuna che lo svirgola! Mamma mia ragazzi, che rischio anche oggi, anche questa volta. Farsi vedere. Niente, no, neanche lì gliela diamo in mano a loro. Non questa. Bravo! Dai ragazzi, su. Niente, no, aspettiamo che si riposizionino. Dai, su, dai. Indietro. Di testa, bravo. Non ne passa una di qua, non ne passa una. Fatela prendere Pietro, se non passano. Ma non passano neanche la metà campo. No! Ale! Cioè... non ci posso credere! Cioè... Ah signore, dai! Ah, per carità! No, è proprio di suo. Sbaglia, tira alta. No, non parla John. Scivola, la tira alta. John. Dai John. No, probabilmente lo verso, semplicemente bravo a camminare. Come prima. Bravo portiere!
Che regalo! Che emozioni! Ma ricordo veramente, dovrebbe essere quasi finito il primo tempo. Chissà che questo ci... Oi, posto? Passato? Ok. Mamma mia ragazzi, ma che parate incredibili, bravissimo, davvero complimenti. Dio Cristo! Va bene, va bene. Sì, finito adesso in teoria il primo tempo con appunto il tempo regolamentare. No, non credo ci saranno grossi recuperi. Sì, ma non dire qualcosa. Ma che? Cazzancelo. Cazzancelo. Ma perché? Cambia, mi regalo di qua e tu di là allora. Sì, non vedi. Sì, ma dietro per stare. Buoni, ma cosa vi dite su? Calmati, calma. Non va mica bene così ragazzi. Più avanti. È finito però. Sì, dovrebbe essere finito il primo tempo, Beato. Pagato. Bidon, incredibile. Punizione per la vittoriosa all'ennesima. Bravo! Niente carica sul portiere. No. Sì, vai, vai. Bravo! Carica sul portiere qua. Mamma mia ragazzi, io sono un po' anche stanca di vedere questi arbitraggi perché non lo so. Tutte le parate che fa. E se li conto io. Belle 22! Finito il primo tempo in questo momento, per ora sullo 0-0 con 2 rigori parati da Rovigo e ci vediamo fra un quarto d'ora.
Eccoci tornati per il secondo tempo. Vediamo se è cambiato qualcosa in campo, perché non mi sembra che il primo tempo sia andato molto bene. Allora, è stato messo Angelo in difesa centrale al posto di Pelle. Terzini abbiamo Scaranello e Piras. E poi abbiamo Magnarello, Savioli appena sopra la difesa, quindi centrocampo. E poi abbiamo Meneghello, Zago e Polichetti in attacco. Dai ragazzi. Bravo Angelo. Bologna e Atalanta. Bravo Angelo. Dai ragazzi, rimessa da Rovino. No, ma che? 20:45 sto San Siro. Ma perché? Eccolo qua. No! Il campo non aiuta neanche loro. Ci devono essere delle buche in campo, perché non... Delle talpe. Sì, delle talpe, piace, bravo. La tappa. Come nel campo di del Rovino. Con la togliata cade. Bella partita. No, non tanto bella fino adesso, devo dirti la verità. A livello di gioco non proprio bella. Bah. Tutte contro. Punizione per la vittoriosa. No, ti vuole una tata pagata qua. Dobbiamo segnare Biagio, no? Se no niente. Questo è il punto. Mamma mia. Dai, ancora! Dai Matti! Non fai mani. No, questa, ragazzi, dai, fate coraggio. Eccolo. Ale! Cioè, non c'è due su sta tre, dai! Faglielo segnare di rigore! Dai, faglielo segnare così almeno siamo a posto! È vero che il successo No.
solo a noi. No, solo di te. Sì, ho capito, ma un po' di equilibrio. Non vogliono studiare, dai, non si rende in campo. Rigore. Non so, Biagio, sinceramente ormai non so più cosa dire con un arbitraggio così, non so più cosa dire perché non c'è 2 senza 3 e quindi il resto viene da sé. Non ho idea, guarda, Biagio. Mi lasciano sempre senza parole, io che parlo così tanto nella mia vita, quando vedo... Non lo so chi tira, mi sembra di nuovo il 7, sì. L'ultimo. Viaggio, insomma, adesso io posso sperarci, ma ragazzi... Dai che pari anche questo! Dai! Acqua di mare, fanno sbagliare! Acqua di mare, fanno Abbiamo anche le macumbe qui. Oh sì. No! La pala! La pala! Dai, bello! Ma come prima? No. Buono Polichetti. 3 su 3, 3 su 3, 3 su 3, 3 su 3, 3 su 3. Chi ha parato? Bravo John! Bravo John! E gol! Ah sì, Biagio, sì che è gol! Fenomeno, te l'ho parato! Dai Rovigo! Si segna anche il secondo perché siamo... Fenomeno, senti che fai! Stai zitto! Porca miseria, oh, cioè, non ci posso credere. Non la pala? Mai visto così tanti rigori in una partita comunque? È parata! È parato un gol! Vedi? Hai gli occhi per vedere! Dai! Vado via, Ciao Marco. Parato, madonna! Beh ragazzi, però no. Campo da schifo. Non lo so.
dai. Sì, perché allora se Dai, ho capito. che sono 11 punti, arriviamo appunto con Scaldovari che era 4 punti, ne mancano 3, sono 9 Allora, le regole è queste. Allora, non puoi fare gol. Le regole, sono queste le regole. Dai. E spaziamo via sempre la palla così. Ma devo stare, dai. Dai Scara, bravo. Matteo è stufo di Matteo è sveglio, ha detto... Milano. Ma come 3 rigori mi ha detto? Sì. Ebbene sì. Dai con quella palla! Ti domino. Giù da fuori. Era rigore, arbitro! Scusate, ma 3 su 3. Sì, ne volevo. Non usciamo. Go! Matteo, campione. Ti dico. Fatti vedere. L'Union River vince, l'Albignasego vince, Casalserugo vince, Cavarza e Bovolone pareggiano, No, Portoviro vince e l'Endinara vince. non niente. No, niente. Sono usciti il 6 e il 10. Sostituzione, escono Savioli e Meneghello ed entrano Ramazzini e Schesaro. Ottimo. E mo è per vincere, dai. Fai un Bisogna, pareggio. dai. Bisognava cambiare qualcosa. Per vincere oggi. Se non ci provi, ha fatto bene il mister. Mi si è arrabbiato di più Adesso. perché la scuola no. È stata equilibrata la partita fino adesso. Nessuna squadra ha preso sopravvento sull'altra. Ancora cambio. Cambio anche per la vittoriosa, esce il 10 No. ed entra il 4. Cioè, potevo uscire da qua, no? Cioè, il tempo, arbitro! Potevo uscire dall'altra parte. Le regole sono Scusami, queste. cioè, da lì potevo... Stai pure vincendo. Vabbè. Signor benedetto. Sali. Salire! Dai! Ma basta saltare a vuoto. Sotto la palla. No, Manca ancora tempo, viaggio, dai. Vai. Bravo! Bravo Schesaro. No, è Elia. Schesaro è il 16. Elia, scusate. No, Elia Scaranello. Matteo si chiama Schesaro. E dai! Mamma mia, veramente incredibile. Non so se voi da casa vedete quello che vediamo noi qua.
Sì, col gamma proprio, Col gamma, Col campo. Non lo so. Però uno non tu, uno non 1000. Sì, fai sì. Cazzo. Bravo! Ma perché dobbiamo sempre complicarci la vita? Vuoi buttare via la palla così? Ma tocchiamola pure a terra, Signore. Niente fare. Non lo so. Ma neanche te. Vedi un cane in campo, corre, vai proprio vivo, Bravo Johnny, cavolo. Vai Matti! bravo, dai ancora, dai. ragazzi! Ma però! Resta solo. Non riusciamo a vincere. Il tempo passa. Uno, bene, ottimo. Allora, arbitro! Dai Pelle. Prima! Buona. Corri! Sono intero di questi qua. Chi? La Sì, spagnola. adesso sì. No, Rovigo. Noi siamo in layout. No. No. Ma no, basta, fate questo, madonna. Vabbè. Che piace, bravo. Go. Ma siamo capaci di marcare quell'otto? Uomo a uomo? Cioè, bravo, sì, bravo il 7, sì, bravo, fai così che fai strada. Dai, continuate a giocare davanti alla porta. Bravo Hassan!
Sì, oggi proprio gira male. La somma è più, un po' più, il problema è forse più è Con la difesa. 2-1 l'andata. c'erano tutti, L'andata c'erano 2-1. tutti, c'era la difesa, c'è tutto quello che volevi. No, no, c'era il Zago. Ha giocato. No, mancava mio figlio perché si era rotto, ma il Zago c'era. Ah no, già ha giocato. No, no, ha giocato anche mio figlio. Sì, sì. Sei più uno rispetto all'andata. Il problema è che gli altri stanno facendo meglio e stai giocando un pochettino male. Dai Rama! Dai Rama, ma credici! E però il problema è che Ah, è fuori gioco. ecco! Rigore! Questo ti manca, rigore. No, ma ormai proprio magari porta bene come ha portato bene le altre volte. Perché gli altri non giocavi bene. Eccolo lì. Sono fatto un mercato, sono andati su. È oggettivo. Non mi dici, partite così andate abbiamo mai visto. Hai preso certo. Oggi ti ha fatto il presente. Allora, io ti posso dire, sono d'accordo, però io ti dico, all'inizio, le prime 2 o 3 partite del ritorno, tolto, ma con le portiere tu eri quinto. Sì, ma quello che ti... Ma non guardare se... Dopodiché, secondo me, ci sta. Ti dico, il problema è che abbiamo sempre preso gol, sempre preso gol, sempre preso Sono entrati sì. Chi sono? Dimmi Matte, Calzavarini e Toffanin. Però oltre al gioco, Toffanin. sì, però, appunto, però mi sarebbe più Ma sì, mister, fai bene, fai giocare tutti. la squadra completa a questo punto. Ma cioè, almeno Allora non è che... è uscito Piras. Non è automatico. Non è automatico, era il io trend. Bravo Angelo. Io ti dico il trend. Possiamo buttarla? No. Anch'io non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta. E lui, bravo. E poi c'è come c'è il problema. È una squadra che si aiuta. Un problema psicologico. Guarda, c'è anche questo. Capito? Vuol dire che proprio non ci sei. Ah, eccolo lì.
Comunque veramente io sono stufa di vedere arbitri così, sono veramente stufa. C'è visto, la nazionale visto, c'è una nazionale visto, c'è il Polichetto, c'è il Sorrento Meneghero, lo so. Sì, la squadra com'è calata drasticamente. È drasticamente calato. Però 6 a più 1 rispetto a me. E quindi vuol dire che questa squadra qua ha dei limiti, in questo momento non gioca, questo è bruttissimo da vedere. Si vede che ha protestato. Sì, ma tu il più uno l'hai costruito nelle prime 2 o 3 partite. Ma ne mancava non è. Ha dato così, poi si è girato e ha dato già la Ma ne ha preso i gol perché se poi dopo. È andata bene, ma è andata anche male perché, scusa, i gol fa sempre quello che non viene marcato. Ancora giallo. A chi? Ti dico, questo non è cioè chi ormai giocano peggio. Giocano peggio. Allora devo starti vicino vicino. Sì. Sì. Mi sentite adesso? Scusate, ma il microfono è acceso, ma mi dicono che si sente male, non so perché. Ho già fatto. Ma sì, tanto ecco. Monito il mister. A te non possiamo dargli i cartellini però. Andiamo a vedere sugli altri campi. Cosa succede? Allora, l'Albignasego vince 2-0 sull'Arenese, il Macerà vince 2-0 sul Legnaro, il Cavarzere e il Bovolone pareggiano, Portoviro vince 3-2 sull'Abano, Monselice e Duomo pareggiano, l'Endinara vince 1-0 sul Bagnoli e l'Union River vince 1-0 sul Bevilacqua. Rama. Bravo! Mettiti in gioco! Accompagnalo, accompagnalo. Quindi la classifica vede sempre al primo posto l'Albignasego con 55, Union Bis con 51 e adesso al terzo posto al momento c'è la Vittorioso con 38 che ha superato Legnaro e Monselice che sono a 37.
17 a 35 troviamo Abano, Portoviro e Union River, a 33 abbiamo il Bagnoli e il Maserà e a 31 Bevilacqua e Rovigo. A seguire poi Cavarzara 29, Bovolone e Arianese Duomo. Belle! No! Peccato perché questa era bella. L'ha chiamata dal mare evidentemente. Sei lì, ma fuori gioco sarà lì, sei là e fallo. Fa essere lì fuori gioco. Mamma mia, oh. Io sono senza parole. Dio, mamma. Peccato. Come fa a non essere? Pelle, dagliela. Sì. Sì, vai Pietro. Portalo! Rigore! Bravo! Ma figurati. Ragazzi. Tempo! Non so cosa commentare di questa partita perché noi abbiamo giocato davvero male. Non aspettarla. Loro sono stati più bravi di noi, senza dubbio, anche senza comunque prevaricare più di tanto. Punto chiave, come sempre, è l'arbitro. Eccolo lì. Cartellino giallo per Calzavarini. E niente, ripeto, pochi commenti da fare, se non che è stata davvero una partita che ha girato male per il Rovigo e non ci sono altre cose da dire, se non che insomma oggi non abbiamo visto la solita squadra che ci mette tutto.
Mi dispiace molto perché credevo in un ritorno di campionato più esuberante per i nostri ragazzi, però insomma capita. Questo è angolo, anche se non ha mai fischiato una carica sul portiere, quindi di solito le fischiano sempre perché giustamente l'arbitro, scusate, il portiere deve essere tutelato, invece questo non è fischiata uno. Angolo per la Vittoriosa. Loro hanno chiuso bene gli spazi, quindi onore a loro che hanno vinto. Quello era giallo! No, prima! Fallo nostro? Ha munito un giocatore della Vittoriosa. Sì. Mamma mia. Dai, veloce! Va bene, dai! Lui sembra bestemmia, sempre lui che alla Oscar.
Dai, tira. Vabbè, dai. Appoggiati, dietro. E comunque l'unico che parla è il nostro portiere, che continua a dire sì, dai, forza. Cioè. Ma no! Sì. Mamma mia, allora ci meritiamo anche il terzo. Bravo John! Siccome nella pallavolo con l'allenatore che dice che lui giocate per gara, ma no, guardiane qua! Era per te, poteva morire. Io la prima volta senza autore, senza niente, non fare io so che
Arriva social diverse per fare i contenuti. Salta, salta, Cristo santo. Allora, Ma dai, vabbè, ho capito cosa cambia. Che minuto siamo? Ma è finita? La partita è quasi finita, quindi io inizio a salutarvi e augurarvi una buona domenica. Ci vediamo sabato prossimo. Intanto c'è una punizione per il Rovigo. Oggi direi man of the match del Rovigo e comunque di tutta la partita, decisamente è il nostro portiere, a cui davvero faccio i complimenti e gli auguro una carriera splendida. Per il resto poco da segnalare, perché veramente non saprei cosa dire, ecco, mi dispiace molto, ma davvero è stata una partita che ha girato male dall'inizio e complice anche comunque alla fine, insomma, 3 rigori di cui 3 parate, poi il terzo ok, sono riusciti a buttarlo dentro, però comunque il nostro John aveva parato anche il terzo. Niente, è andata così e adesso proprio l'atteggiamento dei ragazzi è remissivo, quindi speriamo che l'arbitro fischi presto la fine della partita. Io nel frattempo vi saluto, vi auguro buona domenica. Auguri ancora a tutte le donne, comunque dovrebbe essere sempre la nostra festa. subito! Sì! Una partita così brutta. Sì, è proprio... Triplice fischio, finita la partita. Ripeto, vi saluto tutti, vi auguro buona domenica, sabato prossimo.